Non abbiamo fatto ancora vaccinazioni nelle ultime 3-4 settimane. Abbiamo cominciato perché l'Unione Europea li ha ordinati tutti quanti insieme. Questa vaccinazione, sto parlando del controllo. L'India ha aperto i suoi confini o no? Ha già aperto i suoi confini l'India oppure a tutte queste persone che sono vaccinate che portano tutte quante le varie mutazioni? È veramente interessante. L'India sta facendo abbastanza bene, in realtà. L'India sta facendo molto bene. Sapete perché? Perché l'India è molto giovane e questa è una delle ragioni. Second is Indians have always, they have the habit of struggling and fighting with all kind of viruses, L'India ha l'abitudine di combattere tutti quanti i vari pandemie che ci sono, quindi sono dei grandi lottatori, quindi il loro sistema immunitario è molto buono. Ecco perché. E anche poi c'è anche con l'umidità, il clima che c'è, un pochettino, non tanto, però ha a che fare anche con il clima. Ci sono tante cose. La maggior parte delle persone qua sono più di 75 anni, questo è anche per questa pandemia e per gli aristocratici. Le persone che non hanno mai avuto nessun tipo di problema e facilmente questa pandemia che ha incaltra molte crisi, hanno tutte queste crisi. Le persone, come ho detto, le persone che hanno lottato sempre, non c'è niente che faccia paura alle persone, hanno meno paura e questo veramente rende le cose molto più diverse, no? È molto diverso. La library sta offrendo, noi cominciamo per il 3 marzo a aprire un'altra volta e poi non c'è assolutamente niente di pianificato ancora a livello residenziale. Ci sono 1 o 2 gruppi che stanno venendo per venire a parlare. Ho avuto, non niente è confermato adesso. Abbiamo ancora 2 minuti, che ce l'ha? È veramente fantastico, è molto fantastico questa cosa qua, che ci siano tante persone. Sono così connesse in casa dei miei genitori, in questo villaggio tedesco nella Germania dell'Est, e adesso sono qua in contatto con tutto quanto il mondo, con Venerabile Sediana in Italia, Paloma in Spagna, in Brasile. È veramente, veramente straordinario questo. Questo è veramente il vantaggio della tecnologia. Quindi non si sentono gli odori nei sapori, però abbiamo già menzionato nell'Abhidharma, no? Che se è difficile fare questo, questo è provato nella scienza che non è provato questo, però posso avere la mia tazza di tè, posso avere... Pamela, dov'è il tuo tè? Dico, c'è il tè qua. Non è ancora arrivato il Geshe tè. Sta arrivando il tè Geshe, sta arrivando. Non mi deve offrire il tè adesso. Lei ride adesso. Verrò giù a offrirti il tè adesso. Verrò a offrirti il tè. Sta già arrivando, sta arrivando. Bene. Sembra che sia uscito, sta arrivando a portarti il tè. Busserà alla porta tra poco. Quindi il discorso quanto è il nostro incontro? Un'ora e mezza con anche le domande e risposte.
un'ora di, allora, un'ora di discorso e poi mezz'ora di domande e risposte. E poi, Very good. come stai in casa? I don't know. Altre persone non lo so. It's good. Molto bene, sì, sì, sentiamo molto bene. Sentiamo bene. Mm. Maybe Geshe-la, we don't want to make you wait Geshe-la, long. non vogliamo far aspettare tanto. Posso introdurre Geshe-la brevemente? Sì, per favore, introduci pure. Grazie Geshe-la Geshe-la di essere venuto in questi periodi di grande auspicio, di giorni dei miracoli, e che se i meriti si moltiplicano per 100 milioni di volte, quindi vogliamo veramente avvantaggiarci da questo. Siamo molto contenti che Geshe-la sia unito a noi e che Geshe-la è molto impegnato. Lui è il direttore della Tibetan Works and Archives in Dharamsala e naturalmente fa un sacco di progetti, viaggia nel mondo, ma adesso fa Zoom intorno al mondo e poi dà insegnamenti in tutto il mondo. Quindi Geshe-la è veramente uno studioso, uno scholar erudito, e anche Sua Santità il Dalai Lama è stato 17 anni il traduttore per Sua Santità il Dalai Lama, ha viaggiato con Sua Santità nel mondo, in più di 30 paesi nel mondo, e quindi questo ha preparato Geshe-la ad essere veramente, per darci insegnamenti, perché Geshe-la conosce la nostra mente benissimo, e quella mente occidentale, la mente indiana, la mente tibetana, e quindi è veramente ha un grande vantaggio che anche ha prodotto molti libri di Sua Santità e Dalai Lama e ha fatto moltissimi diversi istituti, quindi voglio far breve, e quindi grazie tantissimo per darci un po' del tuo tempo in questo tuo programma molto impegnato, e quindi speriamo di vederti in presenza molto presto, veramente noi tutti quanti in questo mondo. Grazie tantissimo, Geshe-la. So shall I start? Allora possiamo cominciare. Grazie, Geshe-la. Okay, thank you for this. Grazie per questa introduzione. And when I received E quando ho ricevuto la lettera da Tushita, their letter said, la lettera disse Geshe-la, during the days of miracle, durante il periodo dei giorni del miracolo, noi avremo bisogno, vogliamo richiedere a Geshe-la, per favore, per favore, darci insegnamenti su come rendere il nuovo anno felice e significativo, e oppure qualsiasi tipo di altri argomenti che Geshe-la ritiene giusto. Questo suggerimento è stato veramente molto utile, perché non ho veramente nessuna cosa profonda da insegnare, e anche io preferisco dire qualche cosa che in qualche modo tutti quanti possono comprendere, che sia veramente semplice da capire, che è difficile magari praticare. Quindi nei miei insegnamenti normalmente spesso non necessariamente le cose più profonde in Occidente, però noi conosciamo un sacco di cose, però l'ostacolo che noi siamo incapaci di mettere nella pratica, e quindi adesso voglio usare questo tempo come ricordarsi della grandezza degli insegnamenti di Buddha, quando effettivamente quando si mette gli insegnamenti di Buddha, molte persone dicono che ce l'ha effettivamente quello che ha detto Buddha, è veramente quello che ho pensato per tantissimo tempo, e per questo dovrebbe essere il caso, perché quello che insegnava Buddha era qualche cosa che era basato sulla realtà. E tutti quanti noi abbiamo uno o un altro aspetto, oppure una comprensione della realtà, e questi insegnamenti sono basati sul senso pratico, e queste cose sul buon senso, e quindi questo è, delle volte quando sentiamo gli insegnamenti di Buddha ci sembra quasi di tornare a casa, e quindi certo quelli più magari difficili mettere in pratica quello che è da mettere in pratica. Quindi quello che vi voglio chiedere, per favore, cercate di mettere in pratica quello che sono le cose più importanti. Naturalmente non c'è assolutamente fine alla conoscenza. Noi possiamo imparare sempre delle nuove cose, e non c'è assolutamente limite alla saggezza, non c'è limite alla prospettiva
dietro a qualsiasi prospettiva, qualsiasi delle volte, semplicemente So that is also, of course, very, very important. l'insegnamento è veramente molto, molto importante. E quindi nel In buddismo meditation. That means noi ascoltare, imparare e meditare. Quindi quelle le cose che noi sentiamo dobbiamo assolutamente mettere in pratica, non soltanto gli insegnamenti buddisti, ma anche le altre saggezze di altre tradizioni, altri correnti spirituali, non soltanto ascoltare, ma anche cercare di riflettere e meditare su questi, in modo perché gli insegnamenti siano realistici e verificare se effettivamente, analizzare se effettivamente sono validi oppure no. Una volta che avete fatto la riflessione e avete pensato sopra questi, e quello che è realistico, allora il livello successivo è quello di metterlo in pratica. Quello si chiama meditazione. Meditazione in un modo vasto, non è soltanto stare seduti e chiudere gli occhi, ma bisogna cercare di abituarsi con le qualità positive. Meditazione vuol dire mettere in pratica tutto subito, vuol dire fare delle cose positive tutti i giorni. Le cose negative le facciamo sempre ripetutamente, non abbiamo bisogno di pensarci nel fare. Quindi io penso la meditazione vuol dire far sì che la propria mente diventi familiare con le qualità positive, con avere le influenze positive. Quindi, e come dico sempre questo, se voi avete sete dovete bere, però non necessariamente soltanto quindi gli insegnamenti di Buddha, dei grandi maestri tibetani o indiani che sono innumerevoli, non soltanto in una vita, ma non una vita soltanto, ci vogliono tanti vedi, non vi preoccupate di quello. Qualsiasi cosa voi potete cercate di metterla in pratica, cercate di aiutare, andare al di là della crosta dell'insegnamento e cercate di mettere in pratica il più possibile perché la vita è breve, non c'è molto tempo e quindi non abbiamo molto tempo perché siamo già cresciuti, la maggior parte di noi siamo cresciuti e quindi ci sono altri che magari sono relativamente giovani. E questo mi ricorda un insegnamento di uno studioso tibetano che diceva che i primi 2 anni non fate nessuna pratica, non avete l'opportunità perché siete troppo giovani e poi i 20 anni successivi cominciate a praticare il Dharma però non si fa, quindi finiscono 40 anni e poi gli ultimi 10-20 anni, quando si arriva a 60 anni, dice quello è il momento in cui per pentirsi, oh, non sono riuscita, non riesco a farlo, non riesco a farlo, non sono riuscita. E questa è la biografia vuota della vita umana. Questo ieri stavo leggendo la discussione fra Tish e Trontompa, dove lui spiegava questo punto, perché quando voi siete giovani non potete praticare, perché siete bambini, perché siete troppo giovani e poi anche state maturando. Poi quando dai 20 ai 40 anni, quello è il momento cruciale della vita, quello è il momento cruciale. Ha detto questo è il mio tempo per fare gli affari, fare una famiglia, devo avere un partner, devo sposarmi, comprare una casa, cose di questo genere. E poi in effetti cominci a pensare, già ho lavorato tantissimo tempo e quindi quando sarò vecchio avrò molti bambini e così via, e quindi figli, nipoti e così via, che si prenderanno cura di me quando sarò vecchio. E poi a quel tempo non devo fare più niente. Allora a quel punto lì io potrò praticare. Effettivamente quando tu diventi vecchio, la vostra vista non è più buona, anche non riuscite più a sentire bene, la mente anche non è più così sveglia e così vi aspettate che i vostri figli e nipoti, anche loro non necessariamente vi tratteranno bene e quindi in questo vivete una vita completamente rifiutata dagli altri. La maggior parte delle volte succede proprio così e quindi a quel momento allora riflettete, ah, non ho potuto praticare, e quindi a quel punto lì cominciate a dire alle altre persone, oh, ho sprecato la mia vita, cerca di fare cose. E questo è quello che la vita, gli esseri umani spendono la loro vita. E quindi c'è il bisogno di fare la pratica del Dharma. E quando diciamo la cosa importante di fare la pratica del Dharma non è di non fare la pubblicità e dice sono diventato buddista, non c'è bisogno di fare questo. Gli insegnamenti di Buddha sono di beneficiare tutti quanti gli esseri senzienti e quindi fino a se siete voi buddisti non è importante, l'importante è
Voi dovete cercare di comprendere la realtà della vita, la realtà delle cose e come la sofferenza sorge, come potete coltivare la felicità. Queste sono le cose più importanti. Cos'è il significato della vita umana? Dovete pensare in questo modo qua e quindi cercare di modellare la vostra vita, la vostra attitudine in un modo tale che voi siete in grado di ottenere la felicità e pace in questa vita e anche di cercare di condividere la felicità per gli altri. Quindi nelle vite future, anche nelle vite future che verranno ancora, potete continuare a avere la pace e la felicità. Questo è il programma, molto di più di 5 anni o 10 anni, è per le vite future e per molti eoni a venire. E questo programma è molto importante perché proprio adesso noi siamo più o meno siamo controllati dai modi di pensare sbagliati, dalle emozioni negative e non è facile eliminare queste emozioni negative perché siamo completamente intrappolati dentro alla nostra mente, proprio esattamente come qualcuno che è malato di una malattia terminale, e le malattie terminali, una dose di medicine o pocket pill non possono aiutare, c'è bisogno di prendere molte medicine, c'è bisogno di avere molti trattamenti, molte cure, così e noi siamo così tanto dentro le emozioni negative e non soltanto per molte vite, ne siamo completamente avere queste visioni limitate, intrappolate dalle emozioni negative, ma anche l'ambiente, tutti questi ci aiutano per sviluppare queste visioni limitate e non ci aiutano a sviluppare le qualità positive. Non ci sono tante cose nell'ambiente che ci aiutano, particolarmente adesso nelle grandi città. Potete vedere effettivamente il significato della vita che è quello di mangiare, dormire, andare al bar, cose di questo genere, essere completamente distratti. E le persone pensano che quello è il significato della vita, il senso della vita. E quindi questo è veramente molto importante. Io sempre chiedo, sempre all'inizio, proprio dicendo, voi per la felicità, vuoi la felicità? È interessante, dice, sì, tutti quanti consiglio voglio la felicità. La seconda domanda che faccio è, per quanti giorni, per quanto tempo vuoi la felicità? E ancora tutti quanti rispondono, è il più possibile voglio la felicità. E questo bisogna cercare di ricordarsi, bisogna ricordarsi di queste cose. Dal momento che noi vogliamo la felicità, dal momento che noi vogliamo soltanto la felicità, vogliamo la felicità duratura, se questo è veramente quello che volete, allora dovete trovare il modo e il metodo per assicurarsi di avere questa felicità a lungo termine. Questo è il punto. Ecco perché ecco perché gli insegnamenti di Buddha sono molto importanti, perché effettivamente ci guidano a ottenere questa felicità a lungo termine. La possiamo chiamare nirvana, potete chiamare in qualsiasi modo, potete chiamare nirvana o lo stato dell'illuminazione, Buddha, lo stato di Buddha. Questo è quello che si parla, è di arrivare a questa felicità duratura dove non si ritorna più indietro. Ok? Questa è la cosa, non è soltanto un giorno, soltanto, no, il giorno successivo abbiamo tutti quanti i vari problemi da risolvere. No, non è così. È veramente molto importante per il proprio scopo, per la nostra per la felicità individuale. Questo deve essere fatto adesso, quando avete questa preziosa rinascita umana. Non è che dovete aspettare nella prossima vita o no, quando la vita degli animali, per esempio, è così condizionata che non hanno, non hanno assolutamente, cercano di proteggere la loro vita con le loro capacità limitate e come ottenere questo po' di cibo, ma non hanno assolutamente nessun tipo di capacità di sviluppare la loro mente. E quindi la mente per sviluppare, noi abbiamo questa capacità come esseri umani, ma sfortunatamente quello che noi vediamo nei nostri giorni nel mondo è che questa incredibile intelligenza umana che noi abbiamo la usiamo in un modo sbagliato, viene completamente sbagliato, anziché utilizzare queste potenzialità umane per la compassione, per l'amorevole gentilezza, per aiutare gli altri, anziché fare questo, aiutare gli altri e li utilizziamo per inventare la bomba nucleare e per distruggere gli altri. Ogni paese, sfortunatamente, ogni paese più sono capaci di sviluppare delle armi, di più pensano di essere sicuri con quello, più stabili con le armi nucleari. È veramente una grande sfortuna questa, veramente. E tutti questi leader hanno veramente una mente così limitata. I leader mondiali sono veramente stupidi perché se continuiamo così, cerchiamo di utilizziamo queste armi distruttive presto o tardi, queste armi distruttive
andranno nelle mani di qualche lunatico e noi siamo pieni di lunatici nel mondo, purtroppo, e questi li utilizzeranno. E quando si usano questo, distruggono il mondo. Adesso anche moltissimi paesi li stanno distruggendo. L'altro giorno stavo guardando un documentario e ero veramente scioccato che in alcuni paesi, non mi ricordo il paese, loro usano i cecchini per ammassare i bambini così per divertimento. E l'ho guardato quell'intervista, veramente orribile, orribile. Dei bambini innocenti li usavano come bersagli. E proprio all'inizio della loro vita li usavano come dei cecchini che usavano questo per divertirsi. Ma che tipo di esseri umani sono quelli? Non potete dare la vita. Se tu non sei in grado di dare la vita, non hai il diritto di uccidere e togliere la vita. Esatto, non c'è bisogno di uccidere le persone. Al 100% è vero, al 100% è vero. Noi siamo così stupidi. E noi li uccidiamo, questi che stanno, noi creiamo più sofferenza, non soltanto la loro sofferenza, ma ulteriore sofferenza. Noi facciamo il bullismo a quelli che sono senza potere e poi ci prendiamo vantaggio di quelle persone che sono veramente disagiate, veramente molto. Gli esseri umani devono pensare veramente in un modo molto attento e consapevole. Se noi ci comportiamo male, le ripercussioni negative le dovremo sperimentare noi stessi, proprio anche come adesso stiamo sperimentando adesso questa pandemia. Questa pandemia a livello primario è il risultato delle sfortuni umane che sia stato originato in Wuhan o ovunque sia stato originato, che qualsiasi storia volete adottare, però comunque alla fine è che questo definitivamente a livello relativo sono il karma negativo degli esseri umani, in particolare di aver trattato male gli animali. Il 60%, anche gli scienziati dicono, il 60% del pandemia e del virus che noi sperimentiamo nel mondo adesso è a causa che gli esseri umani hanno distrutto, eliminato e trattato male gli animali. Adesso questo mondo sembra cosa sia soltanto per gli esseri umani, non per le piante, non per gli animali, non per le altre creature. È veramente una visione così limitata, così piccola, così avara, così chiusa, per cui se voi vogliamo veramente la felicità a lungo termine, quello che voi volete veramente questo, non c'è nessun'altra soluzione che se non imparare a vivere in armonia con la natura, imparare a vivere in armonia con le persone, imparare a vivere in armonia con tutti quanti gli animali, con gli uccelli e così via. E quindi tutte queste distruzioni dell'ambiente e l'inquinamento dell'acqua, l'inquinamento dell'aria, è veramente a livello incredibilmente vasto, lo vediamo dappertutto in tutto il mondo. Non è fatto dalle tigri, non è creato dai serpenti o qualsiasi veleno, e così, per quanto siano feroci o velenosi, questi sono creati da quelli così chiamati esseri umani intelligenti. Dobbiamo realizzare che questa terra sta sostenendo tutti quanti noi e probabilmente dobbiamo imparare a vivere in un modo appropriato che ci possa veramente sostenere, però se noi continuiamo a permettere che il nostro attaccamento, le nostre emozioni negative diventino selvagge, non saremo in grado di non sarà in grado di sostenerci. Naturalmente noi esseri umani verranno estinti. Sì, certo, sta succedendo questo anche qui agli esseri umani, gli animali. C'è una fine per tutto, arriverà molto più
molto prima di quello che uno si aspetta, proprio per il nostro scopo, per la nostra salvezza, come dice Buddha, se è colui che si può proteggere da se stesso, soltanto noi stessi è così, anche su santità, se volete essere egoisti, dovete essere dei egoisti saggi, più siete gentili con gli altri, più pensate agli altri e più considerate il beneficio degli altri, dei suoi vicini, del resto del mondo, e più la vostra ricchezza e il vostro benessere continua, più siete un buon esempio di amorevole compassione e così via. Anche piccoli paesi come il Nuova Zelanda, per esempio, che è una buona leader, veramente lei è un ottimo esempio per combattere la povertà. Non voglio elaborare su questo perché sapete benissimo queste cose. E poi guardate gli altri paesi. Quelli che cercano di essere, vogliono, usano il bullismo con le loro persone, con gli altri paesi e così via. Loro pensano di essere qualcuno in questo mondo, ma il loro tempo per cadere è soltanto una questione di tempo, non ci sarà felicità per loro, per i loro parenti, così via. Questa è la verità. Ecco perché è veramente molto importante nel momento come abbiamo di parlare di avere come abbiamo programmato di avere cosa fare per avere una felicità a lungo termine nel buon anno e felicità. Allora, che cosa vuol dire? Quando ero traduttore di Sua Santità Dalai Lama, quando è cominciato il nuovo millennio, eravamo a Varanasi, sul fiume Gange, e noi eravamo sopra una barca e Sua Santità era lì intorno sopra questa barca, e c'era una grande eccitazione riguardo al cambio del millennium, e poi dopo c'era veramente tutti quanti guardavano l'orologio, adesso stavano tutti quanti pronti per esaltare il nuovo millennio che stava arrivando, e lì eravamo sul fiume Gange, e Sua Santità Dalai Lama ha fatto un brevissimo discorso e lui disse: non ci sarà niente di nuovo con il cambiamento del nuovo millennio. Se voi non credete, andate a letto, andate a dormire, mettete la testa sul cuscino, dormite, chiudete gli occhi e la mattina dopo vi svegliate. Vedete cosa c'è di nuovo? È lo stesso cuscino, la stessa atmosfera, la stessa casa, lo stesso ambiente, non c'è assolutamente niente di nuovo. E questo mi ha ricordato che gli insegnamenti di Guru Padmasambhava, che lui disse che le persone pensano il tempo cambia, il tempo cambia. No, non è il tempo che cambia, ma sono le persone che cambiano. Sono le persone che cambiano. Certo, il tempo cambia, le persone cambiano, però ciò che veramente che può rendere il cambiamento positivo sono le persone. Tutte queste cose che succedono nel mondo, tutte le cose che succedono che sono indesiderabili proprio a causa del cambiamento dei tempi, perché il tempo, l'anno è cambiato, i calcoli astrologici, questo è aggressivo, questo è no, no, ma io non credo tanto in queste cose qua, la situazione, tutto quanto, tutto quello diventa peggio perché la nostra mente è proprio a causa degli esseri umani, delle emozioni distruttive, dell'agitazione mentale, delle divisioni sociali. Ecco perché abbiamo bisogno di parlare di questo argomento della vacuità. La vacuità è sempre stata paragonata allo spazio. Quando Buddha ha chiesto molto chiaramente, ha spiegato molto chiaramente riguardo alla vacuità, Buddha ha detto è come lo spazio. E cos'è la natura dello spazio? Lo spazio vuol dire uno stato che è libero da qualsiasi tipo di ostruzione, qualsiasi cosa che è libero da ostruzione è lo spazio per tutti quanti, senza alcun tipo di distinzione. E particolarmente noi diciamo di lasciare lo spazio soltanto per gli americani, non per i tibetani, o soltanto per i tibetani, non per i cinesi. No, lo spazio non dirà mai questo. La terra anche non dirà questo. E quindi questi limiti che noi disegniamo sono segnati dagli esseri umani, questi confini. La natura non fa queste discriminazioni, questi confini, e a causa di questo, a causa delle persone che vanno sulla luna e così via,
e più alto vanno su, guardano indietro, guardano sulla terra. Molte di queste persone hanno scritto libri e sono diventate così, hanno cominciato a piangere, sono state così commossi quando vedevano dallo spazio, guardavano la terra e non vedono assolutamente nessun tipo di confine. Ed è semplicemente soltanto un intero globo, è quello dato a loro incredibile prospettiva. E questo è quello di cui noi parliamo nella vacuità. E quando noi comprendiamo questo, che la vacuità, che è come lo spazio, la realtà, la vacuità proprio prova che questo spazio. Se c'è la vacuità, tutto è possibile. E per colui che c'è la vacuità, per chi è possibile la vacuità, tutto è possibile. Per chi non dà la possibilità alla vacuità, non è niente. Per esempio lo spazio, gli uccelli, non come gli esseri umani, anche gli esseri umani usano gli aeroplani per volare, ma gli uccelli volano sempre, continuamente, ma anche loro sanno, mentre loro volano nello spazio del cielo, non posso costruire il mio nido nello spazio, lo possono usare lo spazio, però non posso dire questo spazio appartiene a me. Ok? Everybody shares. Tutti quanti sentire questo, tutti quanti condividiamo cosa. Quando noi comprendiamo il profondo significato della realtà in forma delle origini dipendenti come la vacuità, non c'è assolutamente spazio per la divisione, non c'è assolutamente alcun senso di creare la divisione, questo paese, questo uomo, questo uomo bianco, giallo, eccetera. Queste discriminazioni che si fanno sono causate da una mentalità molto piccola. Se uno comprende la natura della natura ultima di tutto quanto, non ha assolutamente alcun senso fare nessun tipo di discriminazione di questo tipo. Quindi quando parliamo della vacuità, anche qualcuno che ha una buona comprensione dell'impermanenza, allora voi sapete che tutti quanti moriranno. E quindi magari domani, non lo possiamo sapere, tutti quanti moriremo. E quindi dal momento che sapete che tutti quanti moriremo, qual è il punto di cercare di uccidere gli altri? Qual è il punto di uccidere gli altri? Quindi quando ripetiamo questo esempio, davanti a voi c'è veramente una persona molto anziana, uomo o donna, che ha magari 90 anni, è molto fisicamente anche molto malato, con ferite nel corpo. Le emozioni negative non sono effettivamente in relazione a quella persona, perché potete vedere quella realtà. Nessuno dirà, ah, adesso voglio sposarmi con questo uomo. L'attaccamento non sorge. Così allo stesso modo, dice, voglio uccidere questo uomo, voglio picchiare questa, le maggior parte delle persone vorrebbero dire, oh, poverino, è veramente vecchio, è molto malato, lo portiamo all'ospedale, gli danno del cibo. Perché potete vedere la realtà in questo modo qua. Quando siete in grado di vedere la realtà, le emozioni negative non hanno assolutamente senso. Quindi bisogna eliminare le emozioni negative. Questo è un esempio molto vivido che potete usare. Allo stesso modo nella nostra vita, quando noi abbiamo dei problemi, delle difficoltà, se qualcuno vi aiuta, veramente ci porta tantissima pace e felicità. E quindi oltre alla tua felicità personale, se qualcuno va a bullismo nei vostri confronti, si prende cura, si avvantaggia su di voi e così via, è veramente una cosa negativa e questo veramente rattrista le persone. Quindi il punto che cerco di dire è che questa vita molto breve, questa non è assolutamente lunga, assolutamente no. E quindi questa vita così breve dobbiamo renderla molto significativa, che sia anno nuovo o qualsiasi altra cosa. E quindi prendendo Sua Santità il Dalai Lama è un modo convenzionale di celebrare il nuovo anno, però non c'è niente di fare le cose. Però in altro modo, se voi pensate tutto quanto è nuovo, ogni giorno è nuovo, ogni minuto è nuovo. Il cambiamento è la natura della natura, è la natura della il cambiamento è della natura del tempo, quindi la prima cosa è impermanente. Tutto quanto che è prodotto è impermanente. Tutto quanto ciò che è condizionato è permanente, cambia. Ci sono dei cambiamenti grossolani, cambiamenti molto sottili.
tutto quanto, ci sono i cambiamenti a livello momentaneo, proprio ogni millesimo di secondo, veramente cambia continuamente, continuamente, continuamente. Il cambiamento non vuol dire necessariamente distruzione, il cambiamento vuol dire che una cosa vecchia va via, torna una cosa nuova e così via, tutto quanto. C'è un processo che continua, ogni giorno avete nuovi, ogni giorno un nuovo giorno, ogni mese un nuovo mese, ogni anno un nuovo anno. Quindi dobbiamo semplicemente che celebriamo il nuovo anno, sì va bene, ogni secondo, ogni minuto bisognerebbe celebrare, perlomeno dobbiamo vedere oggi come un nuovo giorno e godere di questo nuovo giorno. Questa è veramente una cosa straordinaria. E quindi noi dobbiamo cercare di avere questo tipo, ma se voi vivete, se qualcosa arriverà con il nuovo anno, no, non succederà assolutamente mai questa cosa qua. Anche in questo a livello convenzionale, quando voi celebrate il nuovo anno, queste cose qua, dovete veramente che se il nuovo anno porta delle cose nuove, se usate quel punto per creare una determinazione quest'anno 2021, però questo aiutare gli altri in un modo più efficace. Dovete cercare di mantenere questo impegno. Se siete una persona che fuma, dice ecco quest'anno nel 2021 smetto di fumare. Perché se uno fuma, uno è più suscettibile a prendere il Covid-19 e così via. Quindi cercare di generare delle determinazioni e cambiare la propria esistenza, la propria vita, le proprie abitudini. Questo è veramente molto importante, molto importante. E poi abbiamo bisogno di sapere che sia un nuovo anno, dobbiamo sapere che noi e nel buddismo noi siamo nel samsara, siamo nell'esistenza ciclica e quindi di base il samsara vuol dire qualcosa che è continua. Quindi nel samsara, siamo nati nel samsara, vuol dire che siamo nati in uno stato di esistenza dove effettivamente la vostra vita più o meno è condizionata dalle emozioni negative e dalle azioni contaminate. E, e quindi però se non ci credete guardate un attimo della natura di voi stessi, dei vostri aggregati fisici e potete vedere gli vostri aggregati che quello è veramente, se voi non state molto attenti, anche questi sono veramente molto vulnerabili questi aggregati che abbiamo. Questo corpo con la carne non è fatto di diamanti, non è fatto nemmeno neanche di pietra o è fatto di carne, pelle, ossa, ma è molto fragile. E questo è veramente impermanente, questo è molto difficile. Cos'è l'impermanenza? Cioè, guardate che è fragile, è molto fragile. E quindi all'aeroporto, se voi portate qualche cosa di molto, lo mettete in qualcosa, in una scatola e poi sopra scrivete fragile, maneggiate con cura. E così è esattamente come fate con questi oggetti che pensate fragili. Dovete pensare che anche il vostro corpo è fragile, dovete prendervi cura del vostro corpo e quindi della sua natura stessa è molto fragile, quindi avete bisogno di prendersene cura con attenzione. Quindi guardare il cibo che si mangia, non potete semplicemente mettere in bocca qualsiasi cosa, dovete stare attenti su questo. Non sto parlando della vitamina A, B, C, D, eccetera, no? No, semplicemente per essere molto attenti riguardo al cibo che uno mangia. Innumerevoli medicine che noi prendiamo, che mettiamo nella nostra bocca, sono diventate quasi come una pratica regolare, semplicemente si buttano in bocca una montagna questo è buono, questo per il naso, per gli occhi, per gli organi, questo il dottore mi ha detto così, quest'altro mi ha detto così. Magari possono essere utili per un certo tipo, non cerco di essere, non voglio essere cinico, però a livello generale, guardate gli animali e gli uccelli, dov'è il loro ospedale? Dove sono le loro medicine? No, cioè, avete mai visto gli uccelli che volano, che si mettono gli occhiali o le mucche che indossano gli occhiali? Come possono loro prendersi cura di loro stessi? A livello generale, loro vivono in accordo con la natura, la legge della natura. Non voglio dire che loro non si ammazzano o non moriranno, eccetera, però a livello generale, siccome vivono in accordo con la legge della natura,
loro fanno molto bene, vivono molto bene a livello fisico, mentre invece gli esseri umani intelligenti che sono così, hanno tante ospedali, medicine, hanno un sacco di cose, tutti i tipi di medicine possibili e immaginabili, però ancora abbiamo un sacco di problemi, non soltanto adesso, gli animali e uccelli e così via, anche loro soffrono perché loro soffrono perché la natura è inquinata. Guardate la montagna di plastiche che gli uccelli mangiano, gli pesci mangiano, anche loro a causa del nostro comportamento errato, sta influenzando la loro vita, anche loro non possono vivere più in accordo con la legge della natura. E quindi se noi pianifichiamo e viviamo la nostra vita bene, noi possiamo effettivamente vivere una vita sana senza dover dipendere molto dalle medicine. Right? There's a lot to Ok? say there. C'è veramente moltissimo da dire su questo, sto semplicemente dicendo queste cose qua. Mm, So therefore, E quindi, so in order to have that long-lasting per happiness, poter avere questa felicità a lungo termine, it's not expecting too much from what is outside of us. non bisogna aspettarsi molto da quello che è esterno a noi, anziché aspettarsi qualcosa che venga dall'esterno, dobbiamo cambiare noi. The biggest Noi mistake dobbiamo we make, cambiare. E l'errore più grande che noi facciamo, per esempio, nelle relazioni, è avere l'aspettativa di pensare come noi, di essere come noi. as I already said, new year means new Come ho detto, possibilities and il new nuovo anno dice tutto quanto cambia, tutte le vostre relazioni anche cambiano. but the problem is we tend Però to il see the problema things è permanent as che noi permanent. abbiamo, We expect them to abbiamo la stay tendenza di permanent. vedere le cose che sono impermanenti come permanenti, abbiamo l'aspettativa che sia tutto quanto uguale, ma questo You will also non see that è the realistico perché tutto cambia, voi cambiate, anche gli altri cambiano. Buddha once Non said, siamo la you stessa cannot cosa, walk in the come same Buddha water disse, twice in the same day. non potete camminare nello stesso fiume, perché quando camminate nel fiume e tenete il vostro piede fuori, anche l'acqua è già passata e quindi l'altra acqua sta arrivando e So quindi è già when we passata. have È that, we così. will change E quando voi cambiate, anche gli altri cambiano. according to the way Tutti we quanti cambiano in the way we accordo a come gli esseri umani si amano a vicenda, non c'è assolutamente niente di nuovo. so from purely from the Quindi, point of view of puramente samsara, dal punto di vista del samsara, then all things are very tutte some, quante le cose variano, more than one thing. cioè, So più che di quello che uno può dire, we effettivamente, never has enough of perché vision. We keep l'occhio non ha mai abbastanza a vedere le cose, we are unable to change to the right. bisogna cercare di cambiare verso le direzioni giuste, Although avere le giuste we see the situazioni, things anche se normally, noi guardiamo le we try to cose see what is supposed to normalmente, be, cerchiamo di what vedere should ciò che be. vogliamo vedere, non quello che noi dovremmo vedere. And for the ear also, E poi per quello che riguarda never l'ascolto, gets to finish again. l'orecchio, non, It wants to non abbiamo mai la keep sensazione di sentire, vogliamo sentire sempre here and le there, stesse cose, però listening ancora more. ascoltate solamente quello che So volete in the sentire, samsara, non quello che dovreste again and sentire. again, Quindi nel samsara quello che è stato what has been tornerà done ancora, again and quello che è again. stato fatto tornerà, That's samsara, si farà ancora. Questo si chiama samsara, fare sempre le right? stesse cose, questa ruota che gira, There's nothing new under the continua. sun on Non this c'è planet. assolutamente niente di nuovo There's very sotto al much related to sole our own e questo è behavior. veramente in relazione al nostro So when comportamento. seen from that E point of quindi view, quando noi vediamo le cose da questo punto life di itself has vista, inherently la meaningless. vita vista come è inerentemente senza And senso. from that E point, quindi da quel everything punto di else becomes vista very tutti quanti gli scopi mondani sono veramente like we say that vuoti in our e life, senza significato. In quel senso è veramente in any futile moment, e quindi ogni momento può but interrompersi. man should not become passive. Però non bisogna veramente bisogna cercare di stare in isolamento e quindi cercare il più possibile di coltivare le proprie qualità interiori. Io ho letto tantissime cose nella saggezza degli altri, Scholars and thinkers. degli studiosi, dei pensatori del passato. But ordinarily speaking, so there are
però a livello ordinario. Quindi ci sono due modi. Un modo di pensare quando voi chiedete il significato della vita, il senso della vita. Alcune persone dicono è la felicità. Come Sua Santità Dalai Lama dice il significato della vita vuol dire la felicità, vuol dire soddisfazione. Dovete vivere una vita di cui non avere, per cui non pentirsi, non avere mai nessun tipo di pentimento. Quello è il significato della vita. Altri dicono no, il significato della vita non è la felicità, ma è di aiutare gli altri. Però penso che questa è la stessa conclusione, cercare di aiutare gli altri, ottenete questa soddisfazione. Quindi, da un punto di vista il significato della vita è una felicità all'ultimo, o a livello temporaneo, a livello ultimo. E quindi la felicità è lo scopo della vita, nella vostra vita quotidiana, nella vostra vita ordinaria. E quindi a livello ordinario, naturalmente, anche se le persone sanno che noi moriremo, queste sono cose certe, però le persone possono avere, avere un partner, la famiglia e così via. Ancora, se voi volete rendere la vostra vita significativa, allora dovete continuamente tutte queste cose, però non in un modo egoista, non come una scappatoia edonistica, ma dovete con un apprezzamento dei benefici che possono avere nell'esistenza. E quindi, quindi per il nuovo anno voglio dire questo, voglio veramente dire questo. Voglio dire adesso alcune asserzioni importanti. Uno che voglio dire è cercate di essere voi stessi. Chiunque voi siate, cercate come istruito, non istruito, ricco, povero, cercate di essere voi stessi. Cercate di essere voi stessi. È molto più è molto meglio essere originali, nel senso autentici, piuttosto che una fotocopia di qualcun altro. È veramente importante pensare in questo modo qua, perché tutti quanti i miei insegnamenti li ho presi di qua e di là da tanti grandi maestri, però questo è veramente quello che mi piace molto, questo insegnamento, questa asserzione. Dovete essere autentici, dovete pensare quanti di voi siete autentici. Noi cioè, continuiamo a copiare gli altri, e alcune persone devono copiare, come nei sistemi dittatoriali non c'è nessun dato da fare, particolarmente quando da fare copiare quello che dicono i dittatori, però per molti altri, quando viviamo in paesi cosiddetti liberi, noi non vogliamo lavorare molto per essere autentici, per scoprire la nostra essenza. E questo è quello che invece Buddha dice: cerca di scoprire la tua essenza. Buddha vuol dire colui che è completamente risvegliato. Risvegliato che cosa? Risvegliato nella realtà. Sveglio che conosce la realtà di voi stessi, del vostro essere interiore, il vostro spazio interiore, chi siete. Quindi siate voi stessi, perché a livello l'autentico funziona meglio. Tutto quanto che è nella vostra vita, tutto ciò è il riflesso delle scelte che voi avete fatto. Spero che abbiate fatto delle buone scelte, e naturalmente noi non facciamo tante scelte, noi completamente corriamo come corre la società. E invece questo è il problema, questo è il problema. Ecco perché le persone dicono: oh, adesso non possiamo fare niente in questo mondo moderno, perché tutto il mondo moderno è semplicemente una ruota gigante, e quando si muove la ruota gigante, allora piccole parti della ruota devono per forza muoversi. Anche questo non c'è assolutamente niente che fa. Ma non sono d'accordo su questo, perché anche se la grande ruota, anche le piccole rotelle che non cooperano con quello possono uscire da questa grande ruota. Allora la grande ruota si può fermarsi. Quindi per poter fare questo dobbiamo essere autentici, dobbiamo pensare per voi stessi, pensare cosa è buono per voi stessi, cosa è buono per gli altri e cosa è buono per i vostri figli, cosa è buono a livello per a lungo termine. Quando voi pensate in questo modo, allora voi potete comprendere tutto quanto il processo educativo che c'è. Il processo dell'educativo che c'è adesso è di scrivere, leggere, imparare le matematiche, che chiamiamo la lettera
essere letterati. E quindi se noi guardiamo questa letteratura o come gli esseri imparano a leggere, è veramente scioccante vedere che gli esseri umani anche in un certo modo sono stati addestrati e fatti come delle parti del computer. Se guardiamo come i computer e le altre macchine funzionano in una grande compagnia gigante, fanno tutte queste particelle, cioè del computer, qualsiasi tipo di macchine ci sia, e poi vengono esportate negli altri paesi. E quindi quando qualcosa viene sbagliato là in quell'altro paese, per forza devono ordinare le parti dalla fonte principale. E quindi allo stesso modo gli esseri umani sono addestrati in un modo tale che c'è quello che viene, se qualcosa c'è bisogna andare là. E quindi noi abbiamo bisogno di realizzare che non siamo parti di una macchina. Noi dobbiamo pensare di essere gli esseri umani che pensano, e questo è il problema, quello che sta succedendo, perché il problema è che noi stiamo correndo troppo, la cosa più importante, stiamo cercando di correre dietro ai soldi, è perché noi siamo completamente schiavi dei soldi. E anche i grandi scienziati, grandi pensatori che hanno questa capacità di inventare delle incredibili cose meravigliose per il beneficio di tutta quanta l'umanità, però molte volte i governi che danno tantissimi soldi a questi pensatori e quindi loro fanno qualcosa che è contro la loro volontà e quindi per fare delle armi distruttive, e come persone magari non vogliono farlo, però loro devono fare questo perché la compagnia gli fa fare questo, perché il governo gli fa questo. Quindi dobbiamo avere il coraggio di essere autentici e sinceri, avere il coraggio di dire no quando sembra che non è buono per voi né è buono per gli altri. Bisogna avere questa coscienza, è veramente molto molto importante. Perché a meno che noi come individui prendiamo i giusti passi, non dal mondo esterno, dobbiamo risolvere i problemi che stiamo affrontando adesso, e particolarmente abbiamo bisogno di addestrarci, pensare alle generazioni più giovani in un modo che in futuro possono avere dei leader compassionevoli, dei leader che mostrino, che si assumono le responsabilità non stato del loro paese ma di tutta l'umanità, che abbiano un amore genuino e compassione per le loro persone. Così il mondo può cambiare molto facilmente, però fino adesso, proprio adesso, non hanno compassione, non hanno amore, non hanno un senso di responsabilità, e quindi sfortunatamente succede qualche cosa, la politica cambia a causa dei leader che cambiano, e quindi si incolpano l'uno con l'altro e le persone perché hanno preso tutto quanto il potere. E quindi cosa dobbiamo fare? A meno che noi non diventiamo delle persone istruite, educazione vuol dire lo sviluppo degli esseri umani, lo sviluppo delle qualità interiori, vuol dire nel vostro modo di pensare deve essere tale che è compassionevole, che è per l'unità e non per la divisione, e che sia per l'amore e per l'altruismo. È un tale tipo di educazione che voi sarete in grado di vivere felicemente con soldi o senza soldi, attraverso i tempi difficili, anche sarete contenti perché sapete benissimo come gestire anche la pandemia, non dovete avere paura perché è creato veramente dalla pandemia, e anche questo è possibile se voi avete la giusta attitudine mentale, quindi dovete essere autentici e anche riflettere e far sì di prendere le giuste decisioni. Tutte le difficoltà che avete adesso sono o perché voi avete cercato di accusare gli altri o non avete pensato attentamente e avete fatto le scelte sbagliate o semplicemente seguito le altre persone senza pensare. Questo è veramente molto importante. E quindi sì, è difficile, certo che è difficile essere ehm,
di cercare di apparire diversi dagli altri. Temporariamente sembra buono sembra buono che fate le stesse cose che dicono gli altri, ma a livello ultimo a lungo termine, a meno che voi non aiutate voi stessi, nessuno vi può aiutare, nessuno vi aiuterà. Quindi dovete tornare ancora alla legge della natura, che veramente siamo venuti in questo mondo, siete venuti da soli e nessuno è venuto con voi. Quando voi andate via, andate da soli da questo mondo. Quindi per quale motivo cercare di stare devo fare quello che dicono gli altri, quello che fanno gli altri, devo fare quello che fanno gli altri e così via. Quindi a livello ordinario, anche per il lavoro più difficile è quello di lavorare da soli, ma quando camminate da soli, voi avete bisogno di stare molto attenti. I vostri occhi vedranno per bene, le vostre orecchie ascolteranno bene, sarete molto attenti perché dovete prendervi cura di voi stessi e quindi così siete in grado di vedere tutto quello che è una giusta prospettiva. Quindi quando andate da soli a fare una passeggiata, nessuno vi disturba, veramente siete con la natura, osservate tutto quanto e così imparate un sacco di cose. E quando invece camminate, quando andate da sole, quella camminata vi renderà più forti, più stabili. Ok? Quindi senza sviluppare queste qualità interiori, il numero uno dovete cercare di, se voi correte dietro tutto quello che dicono gli altri, che fanno gli altri, se qualcosa è contro quello che voi pensate, la maggior parte delle volte vanno contro quello che è il vostro desiderio. Qualsiasi cosa siano le limitazioni della nostra mente o capacità, noi abbiamo questo modo di pensare che tutto quanto dovrebbe essere in accordo con quello che voglio io. Tutti quanti, se voi consultate quello, deve essere così, dovrebbe essere colà. La mia moglie deve agire come voglio io, il marito deve agire come voglio io e così via. E il tempo deve essere in accordo con i miei desideri. Ma la realtà è che dal momento i vostri desideri non possono cambiare la realtà e quindi senza realizzare quello, se realizzate questo, se voi agite con tutte le varie situazioni che cambiano, non avete tutti questi problemi emotivi, non vi aiuteranno assolutamente. La vostra reazione non potete fare in modo che le persone vi amino o di piacere alle persone. Non è che magicamente potete cambiare la mente degli altri, è impossibile fare questo. Quindi avete bisogno di realizzare, la cosa seconda importante, dovete realizzare che ci sono delle cose che potete cambiare e ci sono delle cose che non potete cambiare. Ci sono delle cose che voi potete cambiare, dovete cercare di spostarvi in quella direzione, cambiatele. Ci sono delle cose che non potete cambiare, è inutile cercare di sprecare il vostro tempo per cercare di cambiarle. Perché non, per esempio se il tempo è molto freddo, cominciate a incolpare il tempo. Ah, ecco questo tempo schifoso, devo cercare di cambiare. Tanto non è che vi aiuta a incolpare il tempo, questo non fa altro che aumentare la vostra felicità. Dal momento di incolpare il tempo, cioè, mettetevi dei vestiti più caldi e così, e quindi questo è qualcosa che voi potete fare. Adesso perché dico questo? Perché ci sono, come dice Sua Santità il Dalai Lama ripetutamente, dice, quando noi parliamo della sofferenza, molte delle sofferenze sono non necessarie. Cos'è sofferenze non necessarie? Perché a causa della vostra mancanza di conoscenza, a causa della vostra sfortuna, a causa del vostro stile di vita stupido, quindi voi soffrite. La stessa situazione, nella vostra stessa situazione non soffrono, per quale motivo voi soffrite? Mm. E nelle stesse situazioni, ok? Nelle stesse situazioni. Ho letto molte persone che soffrono tantissimo nei campi di concentramento e hanno letto tantissime persone tibetane che hanno sofferto nelle prigioni cinesi. Veramente le difficoltà, quelle situazioni sono veramente difficili, però anche lì, anche le persone che hanno una giusta attitudine sono diventati più resilienti
e quindi erano in grado di uscire dalla prigione, in alcune case dopo 60, 16, 20 anni sono riusciti a uscire, sono usciti quasi intatti in termini del loro modo di pensare, della loro resilienza e così via, a causa della loro attitudine mentale. Questo rende veramente diverso. Quindi la tecnica di sopravvivenza sono l'amorevole gentilezza, compassione, non perdere mai la speranza. Perché se voi potete avere tutte queste facilitazioni nella nostra vita, particolarmente le risorse interiori. Le risorse interiori sono più usate, le risorse interiori non sono assolutamente usate, le risorse interiori che abbiamo non sono usate per niente o usate veramente poco, come la compassione. Quante persone di noi usano la compassione? Quante persone usano l'amore e la compassione? Quindi dovete fare confronto le risorse esteriori e le risorse interiori. Fate confronto se volete veramente una felicità sostenibile, uno stile di vita sostenibile, dovete mettere in confronto queste due cose. Cosa facciamo? Cos'è che ci portano a una maggiore possibilità? Le risorse esteriori e le risorse interiori. E vediamo che le risorse interiori non sono usate, risorse esteriori, più noi le usiamo e più queste vengono, le eliminiamo, le perdiamo. Vediamo proprio che c'è veramente un uso, abuso delle risorse esteriori e quindi questo no, per esempio a livello ambiente, vediamo la distruzione dell'ambiente, lo stiamo già distruggendo in questo modo qua. Quindi nel caso delle qualità interiori, la compassione che voi sviluppate è la numero uno, è nuova, la nuova cosa del nuovo anno, è una cosa nuova. Ogni giorno sviluppate la compassione e questo non diventerà mai arrugginita o brutta perché potete fare del cibo buonissimo, per esempio fate del buonissimo cibo perché sembra delizioso anche il cibo tibetano, però lo tenete durante la notte, il giorno dopo il sapore diventa e poi rimane ancora qualche giorno si ammuffisce, quindi diventa cattivo. Quindi invece la compassione è sempre fresca, è sempre quindi le facilitazioni materiali potete condividere con gli altri, perdete qualche cosa, gli altri otterranno qualche cosa, ma voi lo perdete le qualità interiori, più le condividete con gli altri, più queste si arricchiscono, più aumentano. Ecco perché i grandi insegnanti come Atish e così via, loro parlano del le sette ricchezze degli esseri superiori, le sette ricchezze degli esseri superiori che sono le ricchezze degli esseri elevati, che sono le qualità interiori, le, le, le facilitazioni esteriori, come le vostre, se portate le vostre, se voi portate quante le vostre ricchezze dentro una borsa, le cose esteriori, quando voi viaggiate diventano sempre più pesanti, mentre invece le qualità interiori non diventano pesanti. E quindi, per esempio, quando dovete comprare una pezzo di terra avete bisogno di permesso, se lo spazio interiore è completamente vostro, non dovete fare tutte quante le vostre costruzioni, potete la casa dell'amore, la casa dell'amore, la casa della società, queste sono incredibili cose che potete costruire, che potete fare. Quindi, per riassumere quello che ho detto, la maggior parte dei problemi che noi abbiamo oggi sono causati una chiara indicazione della povertà interiore, non tanto per quello che riguarda la povertà esteriore, ma la povertà. Noi siamo in grado di avere amore e compassione, condividere le risorse materiali esteriori, possiamo condividere la popolazione del mondo, possono vivere in abbastanza con felicità, ma a causa della mancanza di compassione, mancanza di senso di responsabilità e di compassione di tutte quante le risorse naturali, tutte quante le ricchezze, i soldi di tutto il mondo sono di base, sono tutte quante tenute, sono possedute da una vera piccola
un piccolo numero di persone, quindi questo perché manca il senso di responsabilità, il senso di compassione e così via. Quindi noi dobbiamo vivere una vita significativa, dobbiamo imparare di vivere in una armonia con tutto quanto. Abbiamo bisogno di vivere in un modo equilibrato. Equilibrato vuol dire nel caso del vostro corpo ed essere sicuri che il cibo che voi mangiate, lo stile di vita che voi conducete, le cose che voi coltivate, tutte queste devono essere equilibrate. Quando sono equilibrate, allora tutte quante i vostri 5 elementi del vostro corpo sono in equilibrio, si chiama salute. E quando questi elementi interni non sono in equilibrio, allora avete la febbre, avete tutti quanti i vari tipi di malattie che potete incontrare. Così, ok? Quindi il cambiamento, per cambiamento non avete bisogno di fare niente, perché tutto quanto cambia. Cercate di cercare di impegnarvi dovete cercare di impegnarvi in questo cambiamento interiore, quindi perdere questa opportunità, dovete cambiare per il meglio. Cambiare nel meglio vuol dire vivere una vita che sia una vita che non sia troppo avida, troppo perché il mondo sta soffrendo adesso proprio a causa dell'avidità, a causa del brama, del desiderio. Quindi dovete le cose di base, quindi sulla base di quello non dovete cercare di avere troppo perché cercare di vivere quello che vogliono gli altri. E non cercate all'inizio del discorso quando Kumpela mi ha introdotto, ha detto che Sheila ha fatto cose molto impegnato, queste cose qua, ma in realtà questi giorni ho detto in generale essere impegnati non è molto importante, ma cosa è importante è sei impegnato su che cosa? Se sei impegnato nell'aiutare gli altri, fare qualcosa di molti degli altri esseri senzienti, allora veramente è molto importante essere impegnati. Però l'altro tipo di essere impegnati è quello che vediamo nel mondo. Tutti quanti corrono, praticamente nelle grandi città, non parlano fra di loro. Dice, questo tipo di cultura, voi fate incontrare due persone, uno dice hi e l'altro goodbye, non c'era assolutamente tempo, la cultura dell'hi e bye, cioè ciao e arrivederci. E viviamo in questa cultura che non c'è tempo di fermarsi e di parlare uno con l'altro. E quindi se c'è per essere impegnati per gli altri esseri senzienti, per aiutare per il benessere maggiore, quello è veramente importante essere impegnati, come ha detto anche nel Sutra Lankara da Maitreya, e dove dice, vuol dire i bodhisattva che portano il peso o della responsabilità degli esseri senzienti sulla loro testa non sembra buono se camminano piano. Questo vuol dire che devono esserci sia qualcun altro che li aiuti. E in quel senso è importante essere impegnati. Ma però per molte altre cose insignificanti, non soltanto non sono importanti essere impegnati, ma è importante cercare di trovare il tempo di rilassarsi e di essere in una situazione pacifica, quello è veramente molto importante. Ok? Adesso un'ora è già passata, se ci sono delle domande, sono contento di rispondere. Grazie tantissimo. Geshe-la. C'è una domanda da Marga, per favore, poi eccomi, sono qua, Marga. Hi, Margaret. Allora, Marga. Thank you so much for the Tashidele Geshe, grazie tantissimo per questi insegnamenti, li ho trovati veramente molto, molto utili e di grande aiuto. Io mi ricordo di diventare autentica, grazie per questo. E poi la mia domanda è: cosa pensi riguardo a vivere da soli, invece di vivere in una famiglia con figli e con altre persone? Ci sono due cose. Una, per esempio, io ripetutamente ho detto che uno dei problemi moderni è che le persone non sanno come vivere con gli altri e anche non sanno come vivere da soli.
Questo è uno dei problemi moderni. Quindi tu devi essere buono in uno di questi. Se non sai come vivere con gli altri, allora cerca di vivere da sola. Se non sai come vivere da sola, allora devi conoscere come vivere con gli altri in un modo piacevole e amichevole. E quindi questa è una cosa che noi dobbiamo imparare. Questa è il mio idea generale. Perché comunque la cosa più importante, sulla base sulla mia esperienza personale, alla fine della giornata, alla fine del giorno, nessuno vi aiuta a meno che tu non aiuti te stesso. Questo non è in un senso egoista, ma proprio per il benessere a lungo termine. È questo. Quindi questo dovrebbe essere molto utile se cito questo insegnamento di Kamala Shila negli stati di meditazione, dove lui dice che in termini della vostra relazione umana deve essere come la vostra relazione con la tranquillità, se state troppo lontani dal fuoco, non ottieni il calore del fuoco. Però se vai troppo vicino e lo tocchi, quello ti brucia. Quindi bisogna imparare a vivere vicino al fuoco. Quindi anche noi con gli esseri umani dobbiamo avere buone relazioni, però bisogna non essere troppo vicini che vi succhiano completamente la vostra energia. Quindi ci deve essere, in Tibet abbiamo un altro detto che le benedizioni del Lama sono maggiori da distanza. Anche nel caso dei Lama, quando noi siamo troppo vicini al Lama, cominciamo a vedere tutti quanti i suoi difetti, le cose sbagliate che fa e così via. Non riceviamo le benedizioni. Non, lo vediamo. Quindi è veramente molto importante non essere troppo distanti né troppo vicini. La cosa c'è. E poi in alcuni casi nel buddismo anche, avere a che fare con le emozioni negative, bisogna distanziarci dalle emozioni negative, questo è assolutamente, e quindi al 100% perché siamo così distratti da questo e li eliminiamo completamente. Quindi allo stesso modo nel caso delle relazioni umane, se la vostra relazione con qualcuno è tale che non aiuta quella persona, anche voi stessi non sarete aiutati. Quindi è soltanto creare sempre più distrazione, problemi e litigi. Quindi una cosa è meglio cercare di evitarle e quindi gradualmente, se voi veramente trovate che è troppo distruttivo, allora dovete rinunciare, è molto importante. E quindi questo è veramente possibile. Se voi rimuovete questo, afferrarvi a questo, perché la ragione per cui noi non siamo in grado di distanziarci da qualcuno o da qualcosa è perché c'è questo grandissimo attaccamento. Il momento che voi mollate l'attaccamento a qualsiasi cosa, non è assolutamente difficile distanziare se stessi da quell'oggetto o da quella persona. Ok? Grazie, grazie, grazie tantissimo. È stato molto contento che non è egoistico o troppo egoista cercare di vivere da soli, perché a me piace di stare da sola e quindi guardare i miei pensieri, eccetera. Mi piace molto quando vedo le persone, incontro le persone, arrivo a casa e dico, "Oh, posso stare veramente autentica, non devo essere la coppia di qualcun altro." E quindi Also, there are different levels, ci sono vari livelli anche, no? E quindi se sei come Milarepa, allora naturalmente non hai bisogno di fare niente con queste cose, non hai bisogno di... sfortunatamente noi non abbiamo quel livello, però se arriva a quel livello come Milarepa, allora non ho assolutamente niente a che fare con gli altri, quindi non c'è problema. Se muoio non c'è nessun problema e se voi avete quel tipo di determinazione, naturalmente sei già a un livello diverso. Noi non siamo a questo livello, per cui abbiamo bisogno di avere delle relazioni quando abbiamo delle difficoltà, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuta, quindi non c'è assolutamente niente di sbagliato su quello. E quindi è importante avere un equilibrio. Ok? Grazie. Mantas, can you please unmute yourself? Mantas, ecco Mantas. Thank you very much for your
Grazie tantissimo per i tuoi insegnamenti. Mi piacerebbe chiederti, puoi spiegare per favore che cosa vuol dire dicendo di essere autentici? Non ho capito molto bene cosa vuol dire essere autentici. Essere autentico vuol dire che in questo mondo c'è soltanto forse uno di te. Ah sì, sei solo, tu sei l'unico originale o autentico, non c'è un altro te. Un secondo te, no, non credo che ci sia un altro, quindi magari ci sono delle persone che assomigliano, però non sono te. Ok, quindi tu sei l'unica coppia, però delle volte ci possono essere le sensazioni che ci sono io, però in un altro momento direi che non c'è. Quindi dov'è quel vero me, il mio sé? Come posso spiegare questo? Anche a livello convenzionale, noi tutti quanti sai, io questo sono io, quello sei tu, cioè, parlo a quel livello, parlo a quel livello. E la ragione per cui li devi riconoscere, tu sei l'unica coppia originale, autentica. La ragione per cui dico questo, molte persone pensano, ah, non sono abbastanza istruito, non sono ricco, non sto bene, non ho capacità, non ho potere. Allora, per rimuovere quel tipo di modo di pensare sbagliato, il tuo essere autentico vuol dire che sei diverso da tutti quanti gli altri, vuol dire che tu hai i tuoi talenti, magari sei diverso da un altro, hai diverse capacità, però se tu esplori questi talenti, queste capacità, tu hai queste capacità e quindi non ignorare queste. Questo è quello che voglio dire. E poi posso dire che per esempio quella consapevolezza che è dentro ognuno di noi, anche l'altra parte di me stesso che forse è anche più importante di quello che sono io, che è il grande pensiero. Sì, 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 di sicuro questo. Uno è nel buddismo, si dice che uno deve prendersi cura degli altri, certo, di sicuro questo, però per potersi prendere cura degli altri, prima di tutto devi prendersi cura di te stesso. A meno che tu non ti prendi cura di te stesso, come ti puoi prendere cura degli altri? E quindi prendersi cura degli altri non vuol dire che neghi il tuo benessere personale. Più ti prendi cura di te stesso, più ti prendi cura, hai la conoscenza, educazione e così via, più avete la capacità di aiutare gli altri. Questo è veramente molto importante. Okay. Can I ask a second question if you have the time, or it's maybe enough? Posso chiedere un'altra domanda? Che se magari Yeah. sì? So, in Western society, we Nella società occidentale sentiamo parlare molto dei tibetani come sono un posto dove Tibetans produce many dove i enlightened tibetani beings. hanno prodotto moltissimi esseri illuminati. Il Tibet per me è qualcosa di puro, è molto bello, però adesso è stato occupato dai cinesi. I just Io have a question about Tibet ho also. una So, domanda riguardo il because you Tibet. come from Tibet, so could you go Tu sei del to Tibet, the tu past, puoi where andare nel passato Tibet was not occupied by dove il the Tibet non era Chinese? occupato dai cinesi Is it the e stereotype è, about è- Tibet è that lo it's a stereotipo perfect del society Tibet and che è happy, una società perfetta, no per evil esempio le people persone sono state uccise peace nei there? momenti in cui c'è la pace nel Tibet. Ci sono due cose. Uno, cioè, come tu hai sentito, molte persone pensano che il Tibet è Shangri-La, un paradiso. Questo è completamente senza senso, non è vero, non è vero, perché i tibetani sono degli esseri umani, hanno i loro difetti, i loro modi sbagliati, sono stupidi come qualsiasi altro essere umano, niente di speciale. La ragione per cui avevano pensato così era perché non perché i tibetani sono perfetti, ma perché i tibetani è una piccola popolazione e in una grande terra era
tutto il Tibet era pure grande come tutta l'Europa e tutta questa popolazione molto piccola era tutti quanti sparpagliati in giro, non c'era tantissimo sviluppo materiale e quindi erano tutti quanti focalizzati in una pratica spirituale e questo in quel modo si può dire che era qualcosa di sano, che possiamo dire che possiamo copiare, che possiamo apprezzare. Quindi io penso questa vasta risorse, e quindi le persone praticavano spiritualmente e quindi questo le persone tendono a glorificare questo, però non è che tante persone sono diventate illuminate in Tibet, quindi è semplice l'accordo delle storie di dire molte persone hanno creato questo. Sì, è vero che avevano dei grandi praticanti, c'erano sì, sicuramente sì, però anche allo stesso tempo, a meno che voi non sappiate, non conosciate come adattarvi con la situazione di cui stiamo parlando, quando tutto quanto il mondo sta cambiando, le persone stanno cambiando, stanno sviluppando tutte queste armi di distruzione di massa e così via, bisogna sapere, a meno che voi siete capaci di difendere voi stessi, allora voi sarete completamente sopraffatti come appunto è successo ai tibetani. Questa è veramente una cosa sfortunata e quindi non voglio, cioè non voglio naturalmente la colpa dei cinesi, però perché i tibetani godevano del loro spazio e la Cina non ha assolutamente il diritto di invadere il Tibet, però che ha una situazione, una popolazione più grande, più un esercito maggiore, quindi hanno invaso il Tibet e in un qualche modo hanno costruito delle strade, hanno costruito un sacco di cose e hanno invaso veramente completamente, hanno veramente portato via un sacco di risorse naturali. Quindi ecco perché abbiamo bisogno di avere un certo tipo di sistema dove c'è la democrazia sia per la maggior parte che per la maggior parte degli esseri umani e quindi dobbiamo reagire contro queste atrocità e quindi queste azioni negative ovunque queste succedano perché alla fine della giornata quella è l'unica speranza per gli esseri umani. Grazie, grazie tantissimo. Next one is Divya. L'altra è Devia. Could you please Devia, unmute yourself? poi grazie Geshe-la. Divya, Devia, can you hear me? mi senti? Eccomi. Devia. Grazie Geshe-la per i tuoi insegnamenti. La mia domanda è quando una persona da dove parli? Parlo dall'India. La mia domanda è che quando una persona cerca di essere autentico e cerca di essere nel suo sentiero, cosa succede quando la persona viene confusa? Cosa dobbiamo fare in quel caso? E quando salta fuori la confusione e quando tantissime, non c'è più tanta chiarezza su ciò che uno dovrebbe fare. Uno deve cercare il più possibile, cioè naturalmente uno può ascoltare le persone con la saggezza, però la cosa più importante è di ascoltare, dopo aver ascoltato qualcuno, devi cercare anche di usare il tuo cervello. Cosa sembra più vero e cosa più la maggior parte di noi Even if you're following the right in path, questo modo, will not quando help. voi cadete nel sentiero giusto, se voi non aiutate voi stessi, alla fine della giornata diventa una fede cieca e quindi mentre voi siete veramente giusto ascoltare le situazioni degli altri, i suggerimenti degli altri, non soltanto ascoltare qualcun altro come un cane, ma dovete cercare di usare il vostro cervello senza quel tipo di attaccamento. Per esempio, quando per un buddista molte volte è possibile che le persone possano, devo, anche se la comprendo pure o no, devo seguire questa persona. No, questo è un pochettino di fede cieca su questo e questo non vi aiuterà assolutamente. Dovete cercare di, se volete seguire il buddismo, dovete comprendere perché dovete seguire il buddismo, qual è l'insegnamento essenziale, come vi può aiutare effettivamente, se ha senso oppure no.
E quindi magari ci sono delle aree dove è troppo difficile, ma questo comunque lasciamolo perdere per un po'. Ma ci sono tante aree che il vostro buon senso vi può aiutare, le ragioni logiche vi possono aiutare, quindi cercate di seguire quello. Grazie, grazie tantissimo. Perché sai che cos'è la cosa importante di avere il guru nel sentiero? Quello è veramente molto importante, avere una Not just buona guida fin dall'inizio e non è soltanto teacher, you don't effettivamente create usare il it. vostro grande You maestro e così via. follow somebody who has a good wisdom. Seguire qualcuno che ha una buona saggezza, una buona conoscenza e quindi non prendetelo come vostro insegnante, semplicemente quando state più tempo e trovate che quella persona non soltanto è istruito, è anche gentile, quella è la cosa più bella, che ha compassione, allora potete seguire quello come il vostro maestro, però all'inizio dovete semplicemente ascoltare quella persona, i suoi discorsi, i suoi insegnamenti, eccetera, ma So non avete next, bisogno di andare e quindi pensare che questo sia il vostro guru. Ok, grazie che ce l'ha. Grazie, grazie tantissimo. Mm, Branislav, grazie per i suoi insegnamenti che ce l'ha. La mia domanda era in relazione alla pratica. Quando le condizioni sono ideali, trovo veramente facile, cioè posso praticare così a livello quotidiano, però se ho fame, se sono arrabbiato, lo trovo veramente molto difficile praticare. Quindi volevo sapere se ci sono dei metodi o degli strumenti che tu hai, per esempio, quando condizioni non ideali sono, si può energizzare se stessi e quindi dare una motivazione a se stessi e continuare a praticare. so that's basically very much E depends questo di base on dipende molto dal vostro stile di vita. to plan and E live quindi your tu life devi according cercare to di the lifestyle programmare, vivere lo stile di vita when you have no food tale or che la maggior parte delle appetite. persone non hai fame, non hai But if stanco. you E just quindi follow quando and you tu see senza una buona what programmazione ti impegni te stessa, quindi cercare ti stanchi e ti arrabbi e così via, questo è veramente molto difficile praticare. Quindi uno deve programmare se stessa la propria vita in modo tale che tu abbia tempo per prendere un buon cibo, riposarti e avere tempo per praticare. Tutto questo deve essere programmato, però anche se uno programma è possibile che uno si stanchi molto se non hai abbastanza cibo e così via, però allora perlomeno devi cercare di ricordarvi che devi fare queste pratiche e anche se non sei capace di fare tutte quante le cose in un modo buono, devi ricordarti dei punti essenziali come meditazione sul bodhicitta e shunyata che sono l'essenza di tutte quante le vostre pratiche, anche se ci vorranno soltanto 2 o 3 minuti, cercare di pensare in questo modo, questo è veramente importante, ok? Ok, grazie. Thank you, Geshe-la. Smita? Smita, can you Smita, Smita, ecco sono qua, mi potete sentire? Sì? Ecco Geshe-la, la mia domanda è una cosa che il mondo adesso è diviso in due, dalla sinistra e destra. Ogni paese ha questo, c'è una grandissima separazione fra destra e sinistra. Io trovo me stesso come sfida quando ci sono delle persone che hanno veramente sono molto forti da ogni parte. È una sfida per me agire. Qual è il modo pratico? Noi possiamo rimanere nel centro e non essere tirati da destra a sinistra. E quindi a un altro livello è tutto quanto è permanente, noi dobbiamo non essere intrappolati a queste, però a livello pratico e come sai, come possiamo navigare in questi mondo così polarizzato? A livello convenzionale non è così difficile, perché per quel motivo è importante per te prendere parte e prendere delle posizioni a destra o a sinistra. Perché? Perché sono un grande attaccamento per essere, bisogna prendere una posizione. Ecco perché vuol dire no, non c'è destra o sinistra, ma cercare di rimanere nella via di mezzo. Questo vuol dire che non stai parlando di politica. Destra e sinistra sono politiche, però nella vostra vita effettivamente questo non ha niente a che fare con voi. Effettivamente, naturalmente, questo posso vedere nella società, in quello che noi parliamo c'è questo, cioè la destra è buona, la sinistra è buona, per quel motivo uno deve
unirsi a uno di questo nodo, unitevi a quella conversazione. Qualsiasi area voi siete, non dovete forzarvi, io sono di destra, sono di sinistra, non ce n'è bisogno. E quindi non avete bisogno di aggiustare voi stessi in quello, di essere intrappolati in queste destra o sinistra, in queste discussioni, di prendere una posizione. Quello che io faccio, io, per esempio, io recentemente ci sono state le elezioni del presidente, che è successo, le persone parlavano, "Ah, cerchiamo di votare per quello, cerchiamo di votare per quell'altro". Voi fate, andate in qualsiasi, andate a parlare e votare quello che volete, non avete bisogno di fare, perché se voi prendete delle posizioni e magari potete offendere quell'altro, quindi dividete le persone, non è buono. Quindi la cosa importante è che magari siete di destra o di sinistra, non ha importanza, sono delle persone e quindi non è necessariamente siamo la destra è buona o la sinistra è buona, ci sono delle persone e quindi sono delle persone che hanno delle buone qualità, delle qualità negative, quando vedete delle buone qualità a destra e delle buone qualità a sinistra, quindi quando vedete le cose negative non sono così buone, non dovete, non sono nel nome di destra o di sinistra, sono degli esseri umani per cui hanno questo. Sfortunatamente comprendo il tuo problema, perché il problema è quello che succede adesso, prendere le varie posizioni, qualsiasi cosa fa la destra è tutto buono, qualsiasi cosa che fa la sinistra è buona, tutti quanti gli altri sono negativi. Così è la stessa cosa anche i partiti politici qua in India. Per quale cosa ti puoi aspettare? Bisogna aspettarsi che tutti quanti abbiamo diversi problemi, partiti, e la ragione per cui abbiamo questi partiti è perché si possono avere delle dibattiti che siano costruttivi in modo tale che il paese vada avanti, ma sfortunatamente quello che succede quando si tiene all'opposizione, qualsiasi cosa fa il governo, allora l'opposizione sempre dice che è sbagliato, così non dovrebbe essere così, e invece un vero governo dovrebbe lavorare insieme per il progresso del paese. Però quello che succede è che di solito l'opposizione dice sempre che è sbagliato quello che sta facendo il governo, quindi noi non possiamo cambiare dal giorno alla notte, però dobbiamo prendere la nostra posizione e quindi non prendere una parte o l'altra, però siccome perché è così dentro nella società, anche nella famiglia, ci sono queste separazioni, sì, lo so, però il problema è che le persone sono così pronte a dividersi, perché è la natura umana questa, e quindi qualsiasi cosa, per esempio adesso io appartengo ai buddisti, allora ho questa tendenza a dire, siccome il buddismo è la migliore religione del mondo, poi posso decidere che il buddismo è la religione migliore, a meno che non abbia studiato tutte quante le altre religioni, non posso dire, però gli esseri umani hanno questa tendenza, per cui non bisogna assolutamente glorificare queste cose perché tu segui queste cose. Le persone, sì, sì, va bene, sì, vediamo, sì, magari hai ragione, cercare di rimanere sempre neutrale, quindi cercate di non giudicare e rimanete neutrali, cercate di rimanere neutrali, ok? Okay. One more question, Geshe-la, is okay? Un'altra Yes, yes. domanda, un'altra domanda? Subhashini, can you unmute? Subhashini? Subhashini? Do I pronounce that right? Sorry, my Hindi is. Subhashini, non so, scusate. Thank you very much for your very interesting. Grazie tantissimo per questi insegnamenti molto interessanti che ce l'ha. Non ti posso vedere, non ti vedo. Lo so che non mi vedi. Adesso. Cerco di capire come fare per mettere su il video. Ok, non ha importanza. Ho trovato di questi interessanti, molto, molto interessanti e molto pratici. Spesso quando uno sente questa parola pratica, quando dice la pratica buddista, è seguire le paramita? Sì, certo. E cercare di vivere dei principi che sono insegnati, che c'è un certo tipo di pratica formale che ha bisogno di essere fatta. Non c'è la pratica formale, per fare queste pratiche e questi insegnamenti è necessario diventare buddista per dire no. Io dico no, assolutamente no. No, non sto dicendo questo. Quello che dice, c'è bisogno di avere una pratica particolare o
diciamo un programma quotidiano da seguire? No, adesso ci puoi definire che cosa vuol dire? Voglio darti una buona risposta. Quando tu mangi per la salute del tuo corpo, hai bisogno di una programmazione? No, I do. No. Since I Sì, nel senso che sì o no? Sì e no. Sì, nel senso che hai bisogno di avere, devi avere la colazione, pranzo e cena, giusto? Ma anche no, perché se hai fame puoi mangiare anche negli intervalli. not really because Likewise, È così, allo stesso modo, no? do Proprio per quello che abbiamo bisogno, per il corpo abbiamo dei tempi regolari per mangiare. Similmente, la pratica spirituale è il cibo per la mente, per cui più che uno può, deve fare queste pratiche irregolari, ma non necessariamente esattamente allo as stesso possible, you need to tempo, do it. ma Otherwise, you will più not be able to. possibile, altrimenti non sarete in grado di migliorare. could you just repeat the last bit, please? Just as Per we favore, puoi ripetere questa cosa? Proprio esattamente come noi prendiamo il cibo per il body, we need corpo, to take food daily, il regularly, cibo right? abbiamo bisogno veramente di Because prenderlo now, regolarmente, colazione, the pranzo e spiritual cena, practices così are allo stesso modo for the per la mind. pratica spirituale è cibo per la mente. So for the mind E also, quindi per la mente anche abbiamo bisogno di nutrirla con la pratica spirituale regolarmente, per cui più che possiamo dobbiamo fare questa pratica ad intervalli regolari. What is the practice? This is the question I'm asking. Allora, qual è la pratica? La pratica, ci sono tantissime come lo sviluppo della compassione, lo sviluppo dell'amorevole gentilezza, lo sviluppo delle paramita, vuol dire la pratica del dare, la pratica dell'amoralità, la pratica della concentrazione univoca, la pratica della pazienza, la pratica del sforzo entusiastico. Ci sono tantissime, tutte queste cose devono essere praticate, devono essere fatte. Fare tutte queste cose buone che si possono fare sono chiamate pratica. Any mantras apart from refuge? mantra you can E ci sono anche mantra al di là del rifugio, sì, anche mantra, sì, però quando parliamo di pratica, se è giusto, possiamo praticare verbalmente recitando mantra, oppure fisicamente facendo andare intorno ai templi o fare delle prostrazioni, e anche la cosa più importante è fare la pratica mentale. Mentalmente dovete conservare l'amorevole gentilezza, compassione e così via. Queste sono le cose più importanti e le quattro incommensumabili. Sì, esattamente, che sono l'amorevole gentilezza, compassione, gioia e così via. Sì, sì, assolutamente sì. Grazie tantissimo. Thank you, Geshe-la. We have one last Grazie question. Geshe-la, abbiamo l'ultimissima domanda che vuole dire grazie, quindi sarà grazie per concludere oggi, perché ricordiamo domani abbiamo un altro giorno con Geshe-la e quindi mantenete le vostre domande. Alvin, puoi togliere puoi I'd like to thank you for Geshe-la. the first word. Voglio ringraziarti tantissimo perché ho sentito le prime volte nell'ottobre 2017 ad uscita 3 sessioni, 5 giorni di ritiro che abbiamo fatto con te e questo è stato veramente molto e questo è stato veramente importante e questo mi ha cambiato la vita. Grazie tantissimo, grazie, grazie. Grazie a Thank you tutti so much, quanti. Geshe-la. I think Grazie, this grazie was tantissimo. Penso che questo sia veramente ottimo modo di finire. Grazie tantissimo per i vostri pratici, i consigli pratici. È veramente stato veramente fantastico, grandi esempi, veramente autentico, non essere una copia, ma essere autentici. Grazie tantissimo. Grazie, grazie, grazie. Grazie, veramente molto contenti. Grazie, fantastico. Grazie, grazie. Grazie tantissimo. Gisela, vuole fare una dedica, per esempio? Gio Rinpoche, ma cerchiamo di poter ripetere che insieme a me. repeat after me. Ripetete dopo di me. Posso coloro che hanno paura non avere paura. Posso coloro che hanno paura non avere paura. Possono coloro che sono incatenati essere liberi. Possono coloro che amano le catene. Those powerless be empowered. May those powerless be empowered. May our hearts join in friendship. May our heart join with friendship. Thank you. Thank you, Geshe-la.
Thank you so Thank much, you, Geshe-la. Geshe-la. See you Thank you tomorrow, very Geshe-la. much, Geshe-la. Thank you, Geshe-la. Thank you so much. Thank you, Geshe-la. Thank you. Thank you. Thank you, Geshe-la. Teacher, teacher. Geshe-la.